Si chiama Gli spiriti di Ca' Dario, l'ultima fatica letteraria di Francesco Peratello, scrittore per passione, ma di professione agricoltore. Questa è la sua terza pubblicazione che racconta una storia noir su fatti realmente accaduti e con personaggi davvero esistiti. Ca' Dario, un palazzo rinascimentale sul Canal Grande, una maledizione che pesa sui suoi proprietari, un cimitero templare sotto le sue fondamenta. Ecco gli ingredienti per un affascinante giallo ambientato nella Venezia del 1487. Innanzitutto l'amore per Venezia e per il mistero. Penso che nessuna città al mondo abbia la storia, il mistero, il fascino che ha Venezia. Quindi aggiungendoci la maledizione di Ca' Dario, che è una cosa ormai conosciuta quasi forse in tutto il mondo, chiaramente 1 più 1 fa 2 ed è nata questa storia. Ecco. Sembra facile anche se è frutto di anni e anni di ricerche, di lavoro. 20, giusto? Sì, quasi 20, sì. Anche il linguaggio che lei ha utilizzato è frutto di questa ricerca. Sì, ho dovuto imparare il linguaggio, chiamiamolo rinascimentale, però devo dire che si tratta di rinascimentale volgare, tra virgolette, perché non potevo scriverlo in dialetto veneziano perché era incomprensibile. Quindi anche uno dei protagonisti del romanzo dice vernacolo assai estruso il dialetto veneziano, e difatti lui venendo da Roma con origini spagnole non ci capiva proprio niente. Come mai leggere questo libro? Penso che è un dovere per cercare di dare una spiegazione, una delle tante spiegazioni di un mistero che affascina tutti. Ricordo che ha sempre fatto fatica Ca' Dario a trovare un proprietario, anche adesso che di una multinazionale americana rimane desolatamente chiuso perché nessuno vuole sfidare questa maledizione. A curare la prefazione del romanzo è stato il professor Sergio Garbato. Abbiamo scoperto che la storia di Ca' Dario inizia da Parigi. Sì, inizia da Parigi perché è una storia di templari, o meglio i templari sono il filo conduttore della vicenda, e i templari sono finiti a Parigi. Quindi alla morte di Jean de Molay e Jacques de Molay era questo gran maestro dei templari che si è opposto fino all'ultimo e anche sotto tortura non ha giurato nulla. Alla sua morte lui ha scagliato questa famosa maledizione, ma i templari sono scappati. Sono scappati con l'idea però di ricongiungersi, non di sciogliersi. E il libro parte da lì, e quindi parte da Parigi. Cosa ci dice di questo libro? Il libro, ripeto, è un libro che mantiene più promesse di quelle che fa, nel senso che è più ricco di quello che uno può supporre, che è un romanzo giallo a metà, nel senso che è più un libro su Venezia, è più un libro sull'architettura, sull'avventura degli umanisti. Per esempio si parla di Giovanni Bellini, oppure anche di Gentile Bellini, ma sempre con una marcia in più, cioè non è che se ne parla per sentito dire. E quando io prima dicevo di Mauro Codussi è il vero grande architetto del Rinascimento nel Veneto, anche se lui era di Bergamo. Perché leggere questo libro? Beh, intanto per questi motivi e poi perché è divertente, cioè è un libro che ha una storia che si segue e si gusta fino in fondo. Alla presentazione all'Accademia dei Concordi a Rovigo erano presenti anche il presidente di Coldiretti Rovigo, Mauro Giuriolo, e i rappresentanti della Camera di Commercio.